Buonasera a tutti e ben ritornati sul canale. Sono contento di tutto questo che sta succedendo in questo momento e sono felice, diciamo così. E sono dispiaciuto per una cosa, guarda, veramente sono triste. Mi ha scritto uno, mi ha detto che gli sto su coglioni. Sarà perché ho spiegato male la chitarra? Te la sei presa, Giotto? E sti cazzi, che cazzo me ne frega a me? Rispondo a Franco. Questo si chiama La minore. Già se sai questi due accordi conosci il 90% della musica italiana. Ho scritto che hai trovato... non voglio fare volgare. La ragazza. Hai trovato la ragazza, sono contento Franco. Mi fa piacere. Una cosa non mi fa piacere, una cosa che mi hai scritto. Non fai i piatti, cazzo. Scusami, se gli fai vedere che sai fare i piatti, li fai per tutta la vita, sei fregato, sei fregato. Le cose di casa, noi uomini, non le sappiamo fare. Il segreto è questo. Allora, tu ti devi dire, come ti dà il folletto in mano, e dici, ah sì, adesso faccio io, non tirarti indietro, faccio io, tranquilla. Te lo passi. L'ultima volta mia mamma, non so perché, gli ho bruciato un folletto di 4.000 euro. E basta. E quella già, dammi qua. E te lo togli dalle mani. E poi tu, sai cosa fai? Piglia la chitarra e ti metti a cantare. E fa così Franco, guarda. Mi alzo piano dal letto e mi guardo attorno. La minore, la minore. L'orologio fa l'una e sono ancora stanco. Ribadisci queste cose. Poi ti vai in sol, te lo faccio vedere il prossimo video. Quanta birra alla festa ieri si è bevuta ed oggi un gran mal di testa e sono già la frutta. Capito? E lì già ci pensa. Carina sta cosa, ti dice, no? Subito pensa. E poi tu subito furbamente gli prepari un caffè subito e poi ritorni. Un caffè per partire e poi una sigaretta. Capito? E poi ti giri. Guardo bene la stanza, è proprio tutta sporca. Capito? Fai un sorrisino, un occhiolino. Le mutande lasciate sopra il comodino. Quanto c'è da pulire. Qua c'è un bel casino, capito? E poi le fai sentire importante. Qua ci sei tu, vicino a me. E questa stanza sei per regno di un re. Non voglio niente di più. Se sto con te, io sto bene anche se un regno non c'è. Perché il mio regno sei te. Così, cioè alla fine e poi vivete bene e tu ti vai a lavorare e lei fa le cose di casa, quando torni gli canti la canzone, un'altra diversa, gliene dedichi una, è una cosa romantica, bella, capito? Per quello serve la chitarra, la coppia è bella, se non scoppia ci devi aggiungere pepe e pepe è una spezia e quindi spezia della schiena alla gola. Ciao Franco.